Mi trovo qui all'interno dello Stadio Seneto. Sono state alzate già 3 torri faro, l'ultima verrà alzata più tardi, un'opera storica per la nostra città. Agrigento finalmente allo stadio illuminato, uno stadio che oltre per manifestazioni sportive è anche importante perché è un luogo di ritrovo per la protezione civile. Io voglio ringraziare il governo nazionale, il governo regionale, tutta la mia amministrazione, la giunta, i consiglieri comunali, l'ufficio tecnico per il lavoro di squadra che è stato portato avanti, perché se non si lavora tutti insieme in sintonia poi i risultati non si ottengono. Questo è frutto di una politica con la P maiuscola. Quando gli assessori regionali si sono impegnati per la nostra città e con le interlocuzioni tra regione e Stato, il risultato si è portato. L'ufficio tecnico ha lavorato alacremente e oggi i risultati li stiamo vedendo. Io ora esorto anche la futura amministrazione di continuare questo processo anche di riqualificazione del nostro stadio, perché ancora c'è tanto lavoro da fare.